Invisible Man. Buonasera amici di Scratch, è stato reclamato domenica dalle mamme dei ciclocrossisti a Bolzano e anche oggi apro la nostra trasmissione. Nicola? Io guardavo come stavi bene dal monitor, perché dicono, tante volte mi dicono, come sei più bello dal vivo, e allora dico come dal morto, che è diverso, no? Intanto ti faccio i complimenti, benvenuti. Grazie. Amici sportivi, oggi una puntatona. Siamo stati a Bolzano, la pioggia ha un po' risparmiato, ma oggi ci sono tante cose da dire. Una su tutte posso dirtela. Quella che il nostro amico Franzoi ha vinto in Svizzera. Esatto, e oggi è veramente una grande puntata perché insomma aspettavamo la vittoria di Enrico, l'aspettavamo qui in studio e oggi ce l'abbiamo. Enrico, insomma in Svizzera, insomma, prova di Coppa del Mondo non si vince perché te la regalano. No, non era proprio una Coppa del Mondo, però dai, è un internazionale importante che comunque vale abbastanza, soprattutto perché Itnau è una classica un po' storica del ciclocross e comunque mettere il nome nell'albo d'oro è sempre molto bello. Vale anche per le posizioni domani al mondiale quando è internazionale? Sì, prendere punti? Sì, sono sempre punti buoni per la griglia, insomma. Ecco, poi dopo andremo a vedere e sfrugugliare cosa farà nel prossimo futuro Enrico. Io ho delle idee che insomma mi stanno balenando, è un po' di tempo che continuiamo a dire che il ciclismo, oltre alla multidisciplinarità che ne stiamo parlando, dovrebbe cercare di interrogarsi che quando si parla a 360 gradi mi pare tanto un manifesto politico, no? Sì, sembra più un eufemismo che la la realtà, il ciclismo a 360 gradi, insomma, vorremmo che fosse anche a 180 gradi, ma che perlomeno pista, ciclocross, mountain bike e strada non si facessero la guerra, Lenia. Esatto, questo purtroppo avviene forse solo a parole ultimamente, perché veramente pista, strada, mountain bike e ciclocross si fanno la guerra uno con l'altro. È un problema di cui abbiamo già parlato molto spesso, anche di questi calendari che sono sempre più lunghi, che vanno a cavallarsi. La stagione ad esempio di mountain bike non è ancora finita, quando adesso dovrebbe essere la stagione del ciclocross, quindi bisognerebbe tirare un po' le orecchie a qualcuno che decide in alto, perché insomma l'inverno è sempre stato quello del ciclocross e della pista, quindi in teoria il mountain bike secondo me dovrebbe finire a metà di ottobre e dovrebbe cominciare a marzo, non durare tutto l'anno, perché adesso ci troviamo con gare di mountain bike che finiscono a dicembre e cominciano l'8 di gennaio, quindi veramente anche per... Qualche settimana fa abbiamo detto che tu sei stata campionessa del mondo e per me un campione del mondo, che sia di giornalismo o che sia di atleti puri che fanno solo quello, è sempre un bell'inno alla nazione, vero? Quindi credo che aveva... E poi dopo siamo stati da un amico che è Massimo Fantin, che ringraziamo che è qua, e ti ha dato questo bel borsone per poter volare. Ecco, ha raccolto quest'idea. Anche per te hai raccolto l'idea di dire è una campionessa del mondo, non mi interessa di cosa. Però sì, è sempre una campionessa, anche per noi è molto importante. Però oggi sei qua in una veste particolare, intanto saluto anche Felix Danata. Felix Danata vuol dire Veloce Club Bassano 1892. Io è una vita che continuo a mettere questo 1892 perché si parla di società, Ilenia, e quanto mai le società diventano importanti purtroppo, tra virgolette, quando ci sono le votazioni, ma ci si dimentica la storia, no? Perché poi quando c'è 1-8 davanti, insomma, si parla di tanta storia del ciclismo. Parleremo che c'è una novità eccezionale, io direi, no? In un certo qual senso, Felix. Tu dopo tanti anni hai messo in piedi questa società dal baratro, non nascondiamolo, l'hai portata abbastanza su, insomma, no? Sì, e adesso cosa hai detto? È ora di fare come me, che cedo il microfono alla dolce Ilenia. È arrivato il momento di lasciare spazio agli altri. E quindi? E quindi siamo qui a dire che nel 2013, date le elezioni che il Consiglio direttivo ha svolto in questi giorni, il Veloce Club Bassano avrà un nuovo presidente nelle vesti dell'amico Fantin Massimo. Beh, Massimo, quando parleremo dopo, come mai ti è venuta l'idea? Cioè, Massimo Fantin, papà, figlio di Luciano, Scicon, quindi un marchio importante nel mondo del ciclo. È più un rapporto umano, l'amicizia che ci lega, siamo amici da tempo, conosco Massimo come una bravissima persona, è un ragazzo che
può fare benissimo per il Veloce Club, è un giovane e non guasta nel mondo del ciclismo, certo. Vista l'età media dei dirigenti, e credo sia la persona giusta al posto giusto. Perché ridi? Mi ha fatto ridere sta cosa, no, vista voglio l'età capire media perché dei ridi. dirigenti, ha ragione. No, È il discorso che stiamo facendo da un pezzo, insomma. Sì, ma mi guardi a me quando parlano No, di non sto vecchi? guardando te, dai. No, stai guardando me, Eleni. Parlano chiaro, cioè, mi stai guardando. Allora, torniamo a Bolzano prima che mi arrabbi. Sì. Ma sono vecchio secondo te? No, non sei vecchio. Allora, però ridi. Non ti sei ammalato con la pioggia, quindi non sei vecchio. Sì, non mi sono ammalato, ma io. Giovanissimi. Giovanissimi, esatto. Anche qua un bel numero, insomma, considerando che pioveva, però era comunque più caldo rispetto a Villa Lagarina, quindi buono. Ha vinto Tommaso Dalla Valle della Cassola 2000 su Zaccaria Toccoli e Manuel Felice. Insomma, diciamo che questi ragazzini G6 stanno tenendo botta. Questi saranno esordienti per il prossimo Esatto, anno. questi a Vittorio Veneto saranno esordienti del primo anno. E quindi a Vittorio Veneto ci saranno loro come esordienti al primo Esatto, anno. e competeranno per la maglia di campione italiano di esordienti del primo anno. Per quanto riguarda poi invece gli esordienti, tra poco la lanciamo, lì mi pare che... Siamo lì, sempre i soliti. Sempre i soliti. Sì. Possiamo mandarla in onda? Mandiamo. Trentatreesimo trofeo Triveneto di ciclocross, dalla terra trentina all'Alto Adige, da Villa Lagarina. Oggi siamo a Bolzano. Una giornata chiaramente più tiepida rispetto alla scorsa settimana, quindi una temperatura più umana, mentre cominciano a prepararsi gli esordienti donne e maschi. Quindi oggi una bella giornata, Ilenia, bella giornata tra virgolette, perché non c'era il clima di Villa Lagarina. Sicuramente faceva molto meno freddo che a Villa Lagarina, la pioggia però comunque ha accompagnato gli atleti per tutte le gare. Adesso qui vediamo gli esordienti del secondo anno che partono e avremo poi anche le donne esordienti al via, eccole qui, un bel numero rispetto al solito, insomma buono. Un ritorno al passato, circuito in centro cittadino, diverso chiaramente da quello canonico dove hanno visto interpreti anche i campionati italiani, comunque un bel parco, è anche ben distribuito, soprattutto anche geograficamente ben distribuito, un percorso dove ci sono dei momenti in sterrato, momenti invece in cui c'è l'asfaltatura normale e anche momenti in cui bisogna andare via di gamba. Beh, sicuramente è un percorso che vede più tratti, insomma tratti molto lunghi da spingere di rapporto, tratti in single track che con le pietre eccetera erano un po' difficili da governare, e poi questo tratto che stiamo vedendo ora di sabbia all'interno appunto del parco, dove bisognava appunto prendere la bici in spalla e fare un bel pezzo a piedi, insomma bene, questo tratto mi è piaciuto parecchio. La mentalità bolzanina è quella che forse più di altri si avvicina alla mentalità del nord Europa. Intanto vediamo la Casasola che sta facendo in pratica gara a sé stante, sarà Casasola del James Bike Team Buia. Ecco, anche qua il Friuli continua a essere terra di grandi interpreti del ciclocross. Beh, sicuramente la scuola di Buia ha creato, assieme ad esempio alla Caprivesi, parecchi atleti, no? Sono tutti ragazzi molto giovani. I Braidot, ad esempio, gli Under 23, i due fratelli Braidot vengono dal Friuli, quindi molto bene. Davanti invece vediamo tra gli esordienti Alberto Brancati con Taborra e De Vettori, però sono tutti lì, insomma, diciamo che è un percorso questo che va a privilegiare sicuramente chi riesce anche a spingere abbastanza, insomma, ecco. Abbiamo detto un percorso che più di altri si avvicina ai percorsi del nord, mentre vediamo questa bella azione della Casasola, ma davanti abbiamo visto anche la Iaccheri Valentina del Baby Team Jacobike Sassuolo. Insomma, abbiamo detto tante volte che il trofeo Triveneto ha bisogno soltanto di essere venduto meglio. Io credo che questo sia il trofeo non soltanto più importante d'Italia, ma anche il più organizzato. Forse tutto è perfettibile, però se questa è la strada e se ci fossero quelle piccole correzioni, io credo che questo prenderebbe il volo.
Sicuramente sarebbe importante anche per il movimento del ciclocross, è un trofeo che negli anni, nonostante la crisi, sta tenendo botta, quindi speriamo che, passata anche la crisi economica, molti sponsor continuino ad investire nel ciclocross. E intanto vediamo la prima maglia di giornata, neanche da dire, e questa è una bella vittoria di Alberto Brancati, tanto per dire Caprivesi, quindi Friuli, che vince su Mattia Taborra, Lorenzo De Vettori al terzo, Luca Colnaghi al quarto, poi c'è Consolaro, Micheletto, Rigo Dalla Vecchia, Pietro Bon e Pitton. Per quanto riguarda poi gli esordienti al secondo anno, abbiamo, quanto riguarda le donne, tra poco vedremo dalle immagini Sara Casasola che ha fatto gara a sé stante. Questa è una ragazza che veramente non è un po' gracile, insomma, ma ha una forza nelle gambe che è smisurata, vince senza nessun problema sulla Valentina Iaccheri, poi abbiamo Anna Koenig, poi abbiamo la Fischisnaller Linda, poi abbiamo Tetzele Giada, Lüger Francisca e Paganelli Elisa. Ho detto bene questo qua della Fischlalle? Bella pronuncia, sì, altoatesina da Merano. Quindi di nuovo adesso le immagini alle interviste e poi di nuovo in studio. Una bella vittoria anche in terra bolzanina. Sì, è stata molto dura perché c'erano molti rettilinei, però nel tecnico mi mettevo davanti e riuscivo a guadagnare un poco. E all'ultimo giro ho avuto fortuna perché gli altri si sono staccati e dopo sono riuscito a mantenere il vantaggio anche sui rettilinei. La sabbia era molto dura, non ero abituata, però ce l'ho fatta lo stesso. Bolzano porta bene, ma in tutti i tracciati ti difendi e sei sempre competitiva. Oggi era un percorso un po' pianeggiante, non troppo duro, c'era qualche pezzo tecnico, però era bello. Ben rientrati amici di Scratch. Allora, esordienti sono andati in archivio. Qua abbiamo la Casasola che oramai è sempre più sola. Al sta comando, prendendo però. il volo, no? Beh, speriamo che insomma, le altre ragazze magari sfruttino qualche sua debacle per un po' vivacizzare questa categoria. Sono ragazzine giovani, però questa ragazza l'abbiamo visto molto spesso anche nei tratti dove c'è da prendere la bici in spalla, eccetera, sembra già un po' più rodata delle altre. Per quanto riguarda i maschietti? Alberto Brancati si riconferma, quindi al momento insomma, sembra lui un po' il piccolo Bassani dello scorso anno, e vedremo anche qui perché è una categoria molto giovane, quindi probabilmente andiamo avanti con i percorsi cambiano ogni settimana e quindi vedremo insomma. Ecco, io adesso faccio una domanda poi prima di passare a Enrico. Non so, il prossimo anno il trofeo di ciclocross andrà in onda. Non so, tu puoi pensare che un allievo, un esordiente potrebbe anche cimentarsi in questa disciplina? Mi piacerebbe molto, difatti uno dei nostri programmi è proprio far crescere questi ragazzi fino poi a portarli anche a altre discipline. Vedi, sai perché gli faccio questo? Lui è giovane, giustamente i giovani hanno meno imbottiture o forse meno non so, condizionamenti rispetto a una volta. Abbiamo visto che tra gli esordienti e allievi insomma c'è un grande movimento, Enrico, poi dopo pian piano si spegne il tutto, junior un po' di meno, dilettanti un po' di meno, sempre meno, fino ad arrivare agli elite, e tante volte si parte con pochi corridori, perché ce ne sono molto pochi. Tu so che hai preso delle decisioni importanti in questi giorni. Sì, io ho deciso di chiudere col mondo della strada e di affrontare gli ultimi anni qui della mia carriera nella mountain bike e ciclocross comunque. Una decisione importante perché comunque cambio totalmente ambiente, però sinceramente avevo bisogno di stimoli nuovi e avendo provato negli anni passati a fare la mountain bike e marathon mi sono appassionato veramente tanto. Un po' quello che fa Marco Aurelio, che presta la sua opera al ciclocross, ma fondamentalmente lui è un biker. Sì, lui è specialista del cross country, io vorrei specializzarmi sulle lunghe distanze che sono più adatte alle mie caratteristiche e sinceramente ho in mente di partire quest'anno, però con l'obiettivo nei prossimi anni di raggiungere degli obiettivi importanti, insomma. Allora Elenia, commento tecnico, io parlo da profano, no? Quindi posso dire ai nostri telespettatori che non so un ciuffolo di niente, però pensando che il mountain bike possa essere anche propedeutica al ciclocross, lui mi assumo io la mia responsabilità, non parlo per lui, parlo per quello che sento, ha preso questa decisione molto importante, credo anche molto
matura e sensata di dire voglio fare questo, può essere che il mountain bike possa aiutarlo poi per la stagione invernale. Beh, quello sicuramente, anche perché la tendenza degli ultimi anni, specialmente non parlo nelle categorie giovanili dove c'è un misto tra strada e mountain bike, ma nelle categorie dai juniores in su, quindi le categorie internazionali e le donne, si sta portando questa tendenza, ovvero le crossiste invernali sono le biker d'estate. E questo perché, l'abbiamo detto anche negli ultimi tempi, perché la stagione su strada non permette agli atleti e le squadre fanno sempre più fatica a permettere agli atleti di fare ciclocross, mentre dal punto di vista della mountain bike c'è molta più elasticità e questo lo vediamo sia in atleti di ottimo livello come Enrico, sia negli elite di media fascia, perché ad esempio i ragazzi che stanno popolando le gare del Trofeo Triveneto sono tutti biker. Allora, attenzione, io dico sempre attenzione agli amici che ci ascoltano, il mondo della comunicazione sta cambiando, cioè oggi non occorre più la televisione, adesso Beppe Grillo sta dando una dimostrazione di sé che tutti dicono adesso ce l'hanno con lui perché lui non va in televisione, prima non lo cagava nessuno, adesso si offendono perché lui non va nelle televisioni, la televisione non conta più nulla, cioè noi siamo morti se facciamo questa trasmissione perché è ancora un momento in cui la televisione è un passaggio, ma la comunicazione. Insomma, se io voglio vedermi la Coppa del Mondo della Svizzera, non occorre che vada o da Mamma Rai o da Sky, vado sul computer e io mi trovo la mia immagine, sono un utente intanto che scelgo. E quindi anche questo, il ciclocross, come questo invernale, io trovo che c'è tantissima gente, forse la maggior parte che ci segue da internet e si appassiona, quindi anche questo da tener conto. Massimo, tu sei il fautore della comunicazione. Ma perché siete sempre stati avanti, io ricordo ancora 15 anni fa il primo internet ha avuto la Scico, io mi ricordo, so tutto, nel senso che però la comunicazione oggi non è più da dire aspetto che mi arrivi in casa, no, oggi si interagisce. Certo. Quindi se voglio vedermi qualcosa che mi interessa non ho bisogno proprio che qualcuno me la dia, è vero, è questa anche la filosofia. Questa è una nostra filosofia, difatti vorremmo portare proprio questa comunicazione per far capire alla gente che ancora non sa che cos'è il Veloce Club. Tanta gente ancora oggi non sa cos'è la storia, l'ha dimenticata. È una storia incredibile. Certo. Per quello quindi vorrei interagire un po' di più con i ragazzini, dandogli proprio questi social network chiamati tra Facebook, Twitter, per dargli la possibilità di twittare e proprio settimanalmente andare a dare maggiori informazioni alla gara che hanno fatto, le foto, le vittorie. Questo crea comunicazione. Ilenia, quello che diciamo noi da un bel po'. Quello che stiamo dicendo da tanto tempo e tra l'altro poi il paradosso, no? Io ho trovato su Twitter una cosa simpaticissima che sta andando alla grande in questo periodo. C'è qualcuno che si è inventato di twittare praticamente il Giro d'Italia del 1920. Quindi ogni giorno lui prende dagli archivi praticamente la vittoria di tappa e twitta come se fosse nel 1920. Cioè questo deve far riflettere. Il problema è che poi, Nicola, ci troviamo sempre davanti a delle persone purtroppo ancora molto di vecchio stampo. Vabbè, ma il mondo sta andando avanti, li calpesterà. Lo so che il mondo sta andando avanti, io auspico che quello che, insomma, chi andrà poi a governare anche non solo la nostra federazione, ma diciamo tutto il mondo dello sport, tenga conto di questo, perché i ragazzini appunto guardano, ma non solo i ragazzini, perché io stessa, Enrico era al Koppenberg a correre, io ho visto Enrico in diretta streaming sul web, quindi adesso c'è veramente la possibilità di vedere tutto. Oggi è cambiato tutto, ragazzi, mettiamocelo in testa. E allora, adesso tra poco mandiamo gli allievi e le donne allieve, primo e secondo anno per i maschietti. Tenete conto di quello che abbiamo detto poco fa, nel senso che anche coloro che sono presidenti di società, come in questo caso Massimo Fantin tra poco, che subentrerà a Felizanata, saranno coloro che insegneranno, credo, anche come usare questi mezzi. Perché è vero che è una giungla internet, ma è una giungla anche la metropolitana, è una giungla anche la metropoli, è tutta una giungla. Bisogna insegnargli, come bisogna insegnargli ad andare in bici, credo che bisogna insegnargli anche l'approccio con le nuove tecnologie, quindi non ci vedo niente di male. Diamo la linea agli allievi. Agli allievi. Siamo sicuri? Sì. Vabbè.
Immagine questa un po' artistica dei nostri operatori, e diciamo che anche lo sforzo di Scratch non è indifferente, insomma 3 telecamere per poter garantire al meglio un po' che tutto quello che è il percorso dei vari tracciati del ciclocross. Qua vediamo gli allievi che stanno prendendo posizione primo anno, secondo anno, e le donne allieve. Qua abbiamo un certo Zurlo che insomma anche lui di famiglia, che vuol ripercorrere quello che sono le gesta di suo fratello. Sì, abbiamo Zurlo, abbiamo Bassani, abbiamo Zecchini, sono tutti ragazzi che diciamo hanno dei fratelli illustri, De Bellis stesso, e quindi speriamo insomma che rivivano le gesta dei loro fratelli più grandi. Abbiamo visto sono partiti gli allievi del primo anno e questi del secondo, e ora partiranno anche le donne allieve. Oggi nutrito numero anche di donne allieve, ho visto tutte le ragazze della Cadrezzata di Gigi Narder, insomma, guarda quante belle magliette, insomma bello vedere tutte queste ragazzine. Lo diciamo già da tempo, fino agli allievi è un piacere vedere e commentare queste gare, perché il fascino del ciclocross attraverso queste immagini la dice lunga su quello che è proprio la bellezza di questo sport, che non crea problemi agli atleti che si devono comunque immergere in dei tracciati tante volte ostici. Io ho sentito anche alcuni atleti, anche negli allievi, che gonfiano molto i pneumatici ed è motivo anche di discussioni piuttosto forti. Beh, sicuramente gonfiarli molto in questi tipi di percorso, diciamo, poi dipende sempre da una cosa, se tu puoi permetterti di forare oppure no, perché comunque un tubolare costa 60-70 euro, quindi molto spesso è consigliabile tenere magari un po' più di pressione per non rischiare di forare, che magari tenere una pressione più bassa per avere più aderenza. Ovvio che se tutti avessero la possibilità di poter forare e avere tubolari gratuiti, probabilmente terrebbero magari pressione più bassa, ecco. Ecco, queste sono secondo me delle considerazioni da tenere presente, per dire anche, per dare la cifra di quello che è il movimento. Cioè, questi sono atleti che lo fanno con grande passione, ma ci sono anche tanti sacrifici, e questo ne è una riprova, no? Quello di tenere con cura, tante volte a discapito forse della performance, però diciamo mi serve però anche per la prossima volta questo tubolare, quindi bisogna fare proprio come le vecchie sagge, no? Proprio la spesa, stare attenti a tutto. Io faccio così, ad esempio, probabilmente i professionisti veri non badano a spese, però anche queste squadre che hanno questi ragazzini, insomma, è da dare atto e veramente fare un plauso a queste formazioni che prendono 10-15 ragazzini e li portano a fare le gare tutto l'anno, perché veramente è un costo. Qua bene vediamo intanto Dani Smarzaro già in testa, come d'altronde per quanto riguarda il secondo anno, ma come primo anno sempre Michele Bassani, seguito da Jacob Dorigoni. Per quanto riguarda le donne vediamo che c'è parecchia bagarre. Sì, Rachele Barbieri ha già preso il comando, e dietro abbiamo visto Chiara Zanettin e Allegra Maria Arzuffi, che è la sorella di Alice Maria, che poi vedremo diciamo nella gara maggiore. Diciamo che insomma le posizioni sono abbastanza consolidate, mentre tra gli allievi del secondo anno Smarzaro e Michele si giocano la vittoria oggi. Michele, che lo vediamo che ultimamente sta un po' faticando, però è sempre là, vuol dire che la condizione è partito alla stragrande, sta un po' pagando, ma può darsi che poi dopo, come tutte le attività, prenderà pian piano fino ad arrivare agli italiani. Beh, sicuramente sono gare dove magari un piccolo errore oppure una foratura, una caduta possono compromettere poi il risultato di giornata. Ecco, secondo me Michele sta facendo una bellissima stagione, sempre molto costante, la Rachele Barbieri stessa, guarda anche come corre veloce insomma in questo tratto, e insomma poi l'appuntamento maggiore è senza dubbio per queste categorie il campionato italiano, quindi poi bisogna essere in forma per gennaio. Bene, Matteo Zecchini lo vediamo che sta recuperando rispetto alle prime apparizioni. Sicuramente questi ragazzi adesso stanno crescendo gara dopo gara, e insomma ripeto, il ciclocross è lungo e arrivare a fine di gennaio ce ne vuole. Replicherà chiaramente live settimana prossima e si chiuderà così il sipario sull'Alto Adige, un Alto Adige che sarebbe anche votata anche geograficamente al ciclocross. Ecco, diciamo, bisognerebbe forse cercare di arrivare ad avere un impatto diverso, cioè vale a dire con gli atleti. Questo è chiaramente nella mia idea di perfezionismo, vedere un bel capanoncino dove possono essere ricoverati subito dopo sia gli atleti per le interviste ma anche per scaldarsi, quegli accorgimenti che potrebbero dare quel salto di qualità.
Sì, sicuramente ci vorrebbe un salto di qualità anche appunto a livello di strutture e speriamo che con gli anni insomma si riesca. Benissimo, adesso andiamo a vedere con la cronaca e qua vediamo Smarzaro che vince proprio su Nickel Edoardo, c'è stata una leggera incomprensione sulla campana, Butto Cristian delle Cadrezzate e subito dopo Trambaiolli Matteo Angelo, poi abbiamo Molinari Rudi, Ferro Edoardo, Montagnier Luca, Bassani Michele e Brianti Riccardo. Questa è per quanto riguarda la classifica di tutti, quindi Bassani però essendo al primo anno, lo vediamo tra poco, è primo assoluto nella sua categoria, Dorigoni Jacopo secondo, Matteo Zecchin un bel terzo posto, Costantino Cesca al quarto, segue De Bellis Davide, quindi anche qua ciclistica pugliese e De Bellis lo vediamo bene, è sempre meglio in sella, poi abbiamo Pellizzer Mattia, Pozzato Andrea, Dal Santo Lorenzo e tra i primi 10 Marchetti Moreno. Per quanto riguarda invece le donne, adesso andremo a vedere l'arrivo trionfante di Rachele Barbieri su Chiara Zanettin, Arzuffi Allegra Maria, Silvia Pollicini, Irene Ronchi, Anna Faoro, Letizia Borghesi, Giulia Betz e Isabel Bellante e Sara Bondavalli, quindi adesso vedremo l'arrivo. Diciamo che in questa gara c'è stata proprio un'incomprensione con la campana, abbiamo visto proprio la prima parte della gara un po' sfalsata, diciamo, l'arrivo, e questa invece è Rachele Barbieri che comunque sa di aver vinto, vittoria netta insomma la sua, molto, molto buono questo, insomma Chiara Zanettina, adesso vediamo Anna Faoro, e eccola qua la Zanettin, quindi diciamo buona manca un po' invece oggi la Sofia Begin, che però speriamo di trovarla perché però la maglia è anche a rischio. Sì, beh, sicuramente hanno fatto un po' di riposo e ritorneranno. Rachele, un bel percorso, una bella vittoria. Sì, dai, il percorso era dato a me, posso dire, molto veloce, abbastanza tecnico, sono contenta di che sia andata così la gara. È chiaro, hai approfittato un po' della defiance della Borghesi, della Camatta e tu ti sei con la terza posizione, insomma, conquisti la maglia. Sì, sono felice, ho avuto dei problemi con le ruote, ma insomma è andata bene. Dani, un po' di confusione, vabbè, insomma, tu hai vinto, è stata una bella vittoria, comunque non sposta nulla in vetta alla classifica, poi sentiremo Edoardo. Sì, non sposta nulla, la vittoria per me è contento, per la mia squadra, per la mia famiglia, la dedico un po' a tutti quelli che mi stanno dietro e sono molto contento. Allora, Edoardo, insomma, abbiamo detto un po' di incomprensione, però l'importante era piazzarsi per non perdere la maglia. Sì, dai, diciamo che siamo partiti io e Daniel, siamo sempre stati insieme. Poi all'ultimo giro c'è stata questa incomprensione che, vabbè, diciamo che capita. E dopo, vabbè, io ho fatto secondo, lui ha vinto. Però comunque la classifica è stata invariata, quindi non importa lo stesso. Un Bassani per tutte le stagioni, può piovere, fare caldo, fare vento, fare bufera la scorsa settimana, però tu sempre sei lì con la zampata. Ma se devo dire la verità, oggi non era un percorso adatto alle mie caratteristiche, sono partito bene e sono riuscito a staccare gli altri. Dopo vedevo davanti i secondi anni e sono riuscito anche a prendere la coda del gruppetto, sono riuscito ad arrivare lì con loro e sono contento, dai. Ben rientrati in studio amici di Scratch, allora, allievi, mancava la Sofia Begin, ci sono rimasto male. Sì, no, perché probabilmente faranno come gli altri anni, 1-2 domeniche, un po' di riposo, perché loro hanno fatto la strada, tra l'altro hanno anche le periodi di feste sociali, quindi ci sta, però insomma Rachele Barbieri oggi ha dimostrato di essere... Insomma, stessa squadra? No, non è stessa squadra, Sara Mazzoni e Rachele Barbieri, però ha dimostrato di andare forte. Dall'altro canto abbiamo Michelino Bassani, insomma, inarrestabile, e oggi abbiamo visto un nome nuovo che è quello di Daniel Smarzaro, ancora secondo Edoardo Nichele. Il papà aveva qualcosa da ricriminare con i giudici, adesso vedremo, però insomma dai Edoardo, forza, perché insomma la stagione è, diciamo, appena cominciata. Quando tu vedi gli allievi, non so, qualche volta so che guardate la mia trasmissione a casa, non dirmi di no, Sì, no. Quando vedi gli allievi non ti viene in mente sono passato da là, oggi sei una figura importante? Sì, i ricordi sono ancora vivi e mi ricordo bene quando correvo qua al Trofeo Triveneto ogni domenica. Ma sai cosa è successo domenica? Ma non soltanto domenica, ogni tanto c'è qualcuno che butta la voce, c'è Enrico Franzoi, e vedi i ragazzini, c'è Enrico Franzoi,
C'è Enrico, tutti sottovoce, come dire, arriva, è incredibile, non lo sanno neanche forse i vertici di cosa vuol dire, di cosa stiamo parlando, lo sappiamo noi perché siamo in mezzo al fango e respiriamo un po' queste cose, è vero Elenia? Sicuramente, insomma, Enrico è Enrico. A me piace tantissimo quando siamo all'estero sentirlo nominare, perché lo chiamano in 3000 modi diversi di pronuncia, però per i bambini è senza dubbio il punto di riferimento per il ciclocross. Adesso e lui lo sa. Stacchiamo con gli allievi, andiamo con gli juniores, anche qua una partecipazione abbastanza importante, abbiamo visto tante donne. È sempre la confusione delle donne, l'abbiamo già detto, non vogliamo più dirlo, sarebbe bello Fateci partire da sole, che viene una gara. E lanciamo questa proposta di farvi partire non da sole, per siete in tante, oppure sì, dopo la fascia 2. Dopo la fascia 2, perché insomma non è simpatico quando... Vi incatramate. Ma incatramate, perdere ruote per strada, tornare a casa con ginocchia, non tanto... E c'è molto traffico. C'è parecchio traffico e anche poco rispetto ultimamente. E allora non va bene, allora andiamo via con gli juniores. Partiamo di nuovo qua in strada, anzi nel ciclocross di Bolzano, nel centro cittadino, con questa gara dedicata agli juniores, fascia 2, e quindi donne tutte. Qua abbiamo la Elena Valentini che oggi se la dovrà vedere con una bella concorrenza. Beh, sicuramente oggi un nutrito numero di donne, circa 22-23, con appunto le rientranti in Eroffer, Alice Maria Arzuffi, insomma le ragazze che erano nel seno della nazionale in questi giorni. Sono partiti gli juniores, insomma un bel numero, 18, con anche Marco Zanella che era appena rientrato tra l'altro dal campionato europeo, e qui partono le donne, ancora al centro delle partenze, e questo vedremo poi andrà a creare qualche problemino, e subito dopo delle donne con la Elena Valentini già davanti, subito dopo le donne parte la fascia 2 con l'eterno duello Zoppas dal Grande. Vedremo oggi come andrà a finire. Ma fascia 2 vuol dire che questi qua vanno più forti chiaramente delle donne junior. Beh, quello sicuramente delle donne tutte, diciamo, e quindi io auspico che prima o dopo, insomma, le donne partano per ultime, perché poi andremo a vedere anche oggi, insomma, ci sono delle cadute, ci sono dei sorpassi azzardati, in percorsi come quello di oggi, dove ci sono dei lunghi rettilini, sicuramente un fascia 2 va più forte che non una donna, ecco. E qua andrà sicuramente più forte Beppe Dal Grande, che dovrebbe essere il suo percorso, vediamo che si è attestato in terza posizione, vedremo man mano come si dipana questa gara e vedremo se riuscirà a regalarci, soprattutto per togliere l'egemonia di Flavio Zoppas, e regalarsi una bella soddisfazione. Qua vediamo le donne. No, abbiamo visto Pellizzon, con Nadir Coledani e Manuel Todaro, e quindi sono gli juniores davanti, e adesso andremo a vedere anche le prime donne, che diciamo la gara delle donne si è già decisa dal primo giro, perché ecco Elena Valentini con Alice Maria Arzuffi e dietro Julia Inerhofer si è già decisa con Anna Oberparleiter. Perché? Perché appunto le donne sono state prese subito dai master, ci sono state delle cadute e come al solito diciamo la gara è stata un po' sfalsata, ecco, già in partenza. Abbiamo visto questa ragazzina con queste orecchiette, intanto vediamo Dal Grande che lo vediamo molto bene con la gamba, questa ragazzina con queste orecchie, io me la ricordo addirittura da giovanissima. Sì, il ritorno di Deborah Soligo quest'anno al ciclocross, era un po' di anni che Deborah era fuori dalle gare di ciclocross, è ritornata con lo Scorzè, quindi ci vogliono insomma anche queste ragazze giovani che riprendono, perché tra l'altro Deborah insomma era uno dei bei nomi, queste ragazzine che venivano su, no? Mi ricordo lei e le due Palladin, poi le Palladin hanno smesso, lei invece è ritornata nei campi fangosi. Qui vediamo Julia Inerhofer con Alice Maria Arzuffi, quindi veramente il futuro del ciclocross è questo, queste ragazze. Beppe Dal Grande con Zoppas già davanti e Elena Valentini che al momento è in terza posizione. Ecco, un plauso vorrei farlo proprio a Marco Zanella, il quale sicuramente ha dormito forse 2 o 3 ore se gli è andata bene, quindi questa dice lunga anche sull'aspetto della grande passione. Sono ragazzi di 17-18 anni che potrebbero anche concedersi una pausa e dire guarda, oggi sto a casa, oggi vado con gli amici al bar, e invece qua avrà dormito quasi niente. Beh, sicuramente Marco era reduce dal campionato europeo in Gran Bretagna, insomma è stato bello vederlo lì alla gara, insomma anche lui. Bene, vediamo anche Paola Maniago, perché la vediamo
insomma, lei è un altro tipo di fascia, però qua vengono conglobate un po' tutte, quindi insomma però bene si sta comportando, mentre il dualismo tra Zoppas e Dal Grande c'è però una grande risposta che è quella di Elena Valentini, che è lì attaccata. Sicuramente Elena adesso sta viaggiando bene e Dal Grande adesso sta sfruttando in questo tratto da fare a piedi le sue potenzialità a livello di corsa a piedi. Vediamo appunto che Zoppas sta pagando dazio oggi, ma si sapeva insomma, quando ci sono dei pezzi da fare a piedi Dal Grande è nettamente più forte. Diciamo che forse Dal Grande è il vecchio ciclocrossista. Esatto, Dal Grande vecchio ciclocrossista, anche qui diversi modi di affrontare, abbiamo visto l'Arzuffi che strascina la bicicletta, anche la Elena Valentini, e abbiamo visto invece altre ragazze come la Inerhofer che la prendono in spalla. Io sono sempre dell'idea che prendendola in spalla, se si è un po' allenati, si fa meno fatica. Io ho chiesto un po' così, curiosando con alcuni atleti, mi hanno detto che tante volte non hanno neanche la forza di alzare le braccia, e questo a me è commosso, io poi sono un tenerone. Quello sicuramente, poi quando non sei neanche tanto lucido, io ad esempio di prassi, anche se sono stanca, la prendo sempre in spalla perché io vado meglio così, però poi sono proprio cose molto personali e diciamo che c'è chi è portato e chi non è portato, ecco. Una bella gara anche per Allegra Maria Arzuffi, e qua vediamo proprio quello che dicevi prima, una Ilenia Lazo che però in corsa tu ti difendi alla stragrande. Peccato che mi perdo sempre prima, ma io penso a piedi di essere una di quelle che va un po' più forte, sì. Ti piace la corsa? Ebbene, allora adesso vediamo qua altri interpreti, questi sono juniores, e quindi negli juniores abbiamo lì davanti Coledani, Pellizzon, Todaro che si alternano, anche Alessio Barattin che tra poco vedrà suo fratello interprete Affaedio Derzo ad organizzare una prova del Giro d'Italia di ciclocross, anche questo un appuntamento importante. Sicuramente tra l'altro quest'anno l'unica gara internazionale che abbiamo in Italia, quindi veramente noi aspettiamo tanta gente al Borgo Barattin perché ci saranno anche degli atleti stranieri, quindi abbiamo visto il vecchio Tavella, anche lui veramente una storia del ciclocross, Beppo Dal Grande che è al comando e Zoppas nettamente staccato, insomma questa volta diciamo che il Beppo veramente ha fatto una bellissima gara. Zoppas in leggera difficoltà, vediamo se poi riuscirà a recuperare nel finale oppure se invece sarà proprio Dal Grande che controllerà l'amico comunque rivale di sempre. La cosa che mi piace è che se uno vince e l'altro perde, sono sempre vittorie pulite, sappiamo esattamente che nessuno regala. Bella Elena Valentini, io ricordo sempre la tampa che ho fatto inizio stagione, ho detto non la vedevo benissimo, tu hai detto no guarda che crescerà, in effetti sta andando alla stragrande, anche questa è un'atleta straordinaria. Sicuramente la Elena sta andando molto molto bene, oggi ovviamente il livello era molto alto perché insomma Alice Maria Arzuffi è la nostra portacolori all'estero al momento e anche Julia Inerhofer, insomma è una ragazza che è azzurra nel mountain bike, oggi magari nella gara di casa forse sperava di fare qualcosina in più, però insomma secondo me ha fatto un'ottima gara. Qui vediamo Francesca Cuciniello che è partita quest'anno un po' pianino ma ha avuto parecchi problemi di salute, e Paola Magnago che è nettamente al comando della sua categoria. Lancio una sfida a Paola perché il prossimo anno non fai Elite, perché secondo me veramente è un peccato vederla Master, insomma, visto che è lì che insomma è sempre lì davanti, ecco. Ed è a giripieni mi pare la Magnago. Adesso in questo momento è a giripieni. Sì, a giripieni, tra l'altro è sempre nella quinta, sesta assoluta, quindi bene. Adesso vediamo gli juniores e qua vediamo la vittoria un po', insomma, non si capisce bene da queste immagini perché c'era molto traffico, ma per quanto riguarda proprio gli juniores è proprio Moreno Pellizzon, Nadir Coledani. Lo abbiamo visto leggermente sulla destra, però ha vinto Pellizzon, Todaro Romano al terzo, Alessio Barattin, bel quarto posto, Alex Bondavalli, bene anche lui al quinto, Andreatta Pessotto Iuri, Zoppas Nicolò e Troiani Stefano, chiude al 10° posto Pellizzato Marco. Sì, adesso abbiamo visto già le prime donne doppiate, noi andiamo a dire però la classifica delle ragazze a pieni giri, quindi andremo a vedere che vincerà Alice Maria Arzuffi su Julia Inerhofer, Elena Valentini, Anna Oberparleiter, Paola Magnago prima master, Francesca Cuciniello, Deborah Soligo, Giovanna Micheletto, Judith Pollinger e Jasmine Dotti. E questo è il treno Dal Grande, che tra poco lo vedremo comparire. Vince su Zoppas, credo meritatamente, nell'ultimo momento Zoppas ha recuperato parecchio,
una standing ovation per questa bella vittoria di Dal Grande. Sicuramente lo aspettavamo e lui non si è fatto mancare. Bellissima vittoria oggi di Dal Grande. Adesso andremo a vedere il secondo, appunto è Zoppas, quindi insomma questo duello continua. Poi terzo andremo a vedere Renzo Valentini con la sua maglia tricolore, ecco, lo vediamo che sta arrivando. Daniele Savio al quarto posto, quinto Dario Bellante, sesto Ignazio Giallanella, settimo Michele Mogno, ottavo Marco Sponga, nono Mauro Braidotto e decimo Del Gatto Massimo. Bellissima questa gara. Qua invece vediamo già le donne, perché le donne purtroppo alcune c'è traffico, sono doppiate, si fa un po' fatica a vedere in live, e qua vediamo la bella vittoria della Alice Maria Arzuffi. Esatto, abbiamo appunto detto Alice Maria Arzuffi, che è rientrata nelle gare regionali, diciamo, dopo le prove di Coppa del Mondo, che batte Giulia Inerhofer, che sta crescendo molto bene in vista delle prossime gare. Elena Valentini conserva, mi pare, la maglia. Elena Valentini alla grande conserva la maglia di leader. Adesso le interviste di rito, come è consuetudine, in quel bel posto di Bolzano City, quindi vale a dire Central Bolzano. Elena Valentini, che si accontenta, tra virgolette, della terza posizione, una giornata veramente per lei importante, conserva la maglia e quindi vedremo poi al live cosa succederà. Giovanna, bella vittoria, junior senza maglia, un po' vi manca oppure va bene lo stesso? No, va bene lo stesso, perché poi comunque a livello internazionale la categoria è unica, quindi sarebbe sì di promozione fare la maglia del Triveneto anche per le junior, però è un buon allenamento anche qui poter gareggiare anche tutte assieme, e sapendo che comunque le prime bisogna arrivare anche tra le elite, non solo tra le junior. Terra di Bolzano ti fa un po' rosicare, diciamo la verità, oggi un beppo straordinario. Sì, è andato forte. Sì, questi posti qua non mi portano proprio bene, a dire. Comunque sono contento perché è stata una bella lotta anche oggi e ha vinto il migliore, bene. Beppe, insomma, non è che sia solo la soddisfazione, ma il dualismo si sa, Coppi, Bartali, Gimondi, Merckx, e anche in questo caso, voglio dire, non è che guasta, la gente ogni tanto può dire, sono contento che anche Beppe La Grande, visto e considerato la sua forma eccellente, e soprattutto Bolzano porta bene. Sì, diciamo che a Bolzano ho sempre fatto delle belle gare, cominciando dal campionato italiano a gennaio. Oggi ho visto il percorso e pensavo di fare una bella gara, magari non pensavo di battere il Flavio, però magari riuscirli a starli a ruota fino all'arrivo. Poi l'ho visto un po' in difficoltà a metà gara, lì mi sembra a 3 giri dalla fine, ho attaccato un po' e ho guadagnato quel tanto che mi è bastato per arrivare fino alla fine. Alice, venire dalla Lombardia a qua insomma serve qualcosa, è un bel percorso, questi percorsi si avvicinano un po' a quelli del nord. Beh sì, questi percorsi si avvicinano a quelli del nord, soprattutto l'ultimo pezzo del percorso che c'era la sabbia, ma anche nel resto del percorso, perché era tutto un saliscendi molto tecnico. Diciamo che oggi ne è valsa la pena venire fino qua da Milano. Elena, abbiamo detto, forse l'Elena più di me, all'inizio stagione ha detto guarda calma perché la Valentini andrà alla stragrande. Ma questa stagione volevo prendermi una bella rivincita visto i problemi dell'anno scorso, ho iniziato davvero bene, 2 vittorie, oggi un terzo posto, comunque sono in crescendo e continuerò a lavorare per migliorare sempre. Moreno, bella vittoria qui in terra di Bolzano. Sì, è stata una bella gara, siamo partiti subito tutti insieme, io Nadir e Manuel, era attaccato anche Andreatta all'inizio, poi si è staccato, all'inizio ho voluto comunque tirare, fare il ritmo perché ci tenevo a far bene questa gara qui. Ben rientrati in studio amici sportivi, non vi dico cosa combinano qua perché veramente qua c'è la mancanza di rispetto, proprio in questo studio. Beh insomma Massimo, stai entrando un po' nel clima di quello che è una trasmissione sportiva. È affascinante il mondo della televisione, è il mio brodo primordiale, a me piacciono le telecamere, ci sto proprio a pennello, no? Però anche questo è un mezzo che ancora per qualche anno, se ben usato, tramite i social network può dare ancora un risultato alle società, certo. Comunicando proprio in questa maniera. È quello che facciamo noi, difatti anche abbiamo fatto parecchi video che li abbiamo inseriti proprio sul nostro sito con YouTube, grazie a YouTube, proprio con dei campioni che utilizzano i nostri borsoni e fanno proprio vedere alla gente l'utilizzo finale, il campione, anche il campione utilizza il prodotto Chicon, quindi per noi è fondamentale. Felix, io una domanda te la devo fare, hai dato le consegne, oggi la ufficializziamo a Massimo Fantin, ma
tenendo conto che c'è una sacralità da rispettare, la Bassano Montegrappa? Massimo ha dato, assieme al suo gruppo, ha dato ampie garanzie a noi, chiamiamoci uscenti, ma uscenti non siamo, perché siamo stati tutti riconfermati e siamo tutti molto orgogliosi di continuare a dare una mano a Massimo e a Simone come nuovi dirigenti. Ha dato la continuità del programma, quindi anche per il 2013 Bassano Montegrappa, settore giovanile e la tradizione del Veloce Club che continua. Bene, prima di ridare la linea agli Under 23, io ricordo una cosa, non che la ricordo perché sono anziano, ma la ricordo perché io da giovanissimo sono entrato a far parte di questa delle file del Veloce Club Bassano, e c'era un certo Marco Villa e un certo Lombardi, che vinse anche qualche corsa importante, erano dei professionisti, c'era Codem, c'erano tanti corridori che ancora oggi riempiono le pagine di internet e anche Wikipedia, che hanno vinto molto, quindi questo stiamo parlando del Veloce Club, è vero Ilenia? Lombardi e Villa, insomma, li conosco anch'io, quindi... Una società che ha 120 è una società storica, poi comunque storia. anche la Bassano Montegrappa, insomma, io penso per tutti gli appassionati di sport, di ciclismo. Su tutto, che ha vinto 3 anni fa in maniera incredibile, perdendola 4 anni fa in una maniera ancora più incredibile. Aro, che è un ciclocrossista, Enrico, però lo vediamo poco adesso, anche lui ha preso questa strada la pista della strada, questo corridoio. Sì, lui ha delle caratteristiche un po' differenti dal classico crossista, adesso lui è uno scalatore. Ha fatto bene secondo me a provare la strada, perché lì potrebbe fare bene. Ma secondo me tutti fanno bene a abbandonare comunque la filosofia e anche il cross per la strada, e poi dopo non voglio che me lo dica tu, se vuole me lo dice l'Elenia, trovarsi dopo un anno aver fatto 6 apparizioni e forse quest'anno tutti disoccupati, molti. Ma guarda, non è tanto che si vuole lasciare la specialità, è che la specialità dà poche opportunità. E quello è la realtà. Adesso con l'avvento anche dei corpi militari la questione sta un po' migliorando, però effettivamente anche nel passato, se uno voleva fare come mestiere il crossista, non poteva fare solo il crossista, doveva fare anche o lo stradista o il biker. Per quello questo è il motivo principale per un atleta di vertice. Può essere che questo trofeo Triveneto, grazie anche a Salvador, che poi andrà affiancato un domani perché non può far tutto da sola, ecco, potrebbe essere qualcosa che possa dare delle risposte, perché noi li vediamo i campioncini che escono fuori anche da questo trofeo. Sì, a livello internazionale ci sono delle proposte per invogliare le squadre professionistiche a prendere i crossisti. Ecco, c'è una proposta che non so se verrà approvata, di dare punti anche a livello World Tour al cross. Ecco, quello sarebbe un grosso aiuto per gli specialisti, perché potrebbero fare sia il cross d'inverno che la strada d'estate. Si tornerebbe un po' agli anni 60, che anche se non c'erano i punteggi, però c'era un valore morale. Cioè anche Till, che vinceva il ciclocross, era un personaggio importante da poter convocare anche in nazionale o addirittura su strada. Sì, è un'utopia forse al momento pensare di riuscire a riportare l'Italia ai fasti del Ditano, dell'epoca di Ditano, Longo, Paccagnella, perché veramente Ottavio mi fa vedere i filmini degli anni buoni, dove veramente il cross c'era tanta gente perché era uno spettacolo. Adesso come adesso la vedo un po' dura, perché appunto anche per il discorso di questi calendari che non finiscono mai, una volta d'inverno c'era solo ciclocross, la gente andava a vedere il ciclocross, certo. Ok? Però sicuramente queste proposte che sono appunto nate in seno all'UCI non sono nate a caso, e questo l'abbiamo detto anche tempo indietro. Il fatto che il campionato del mondo quest'anno sia negli Stati Uniti è un segnale importante, che c'è voglia di riportare il cross in auge. Ma perché? Perché in America hanno capito il business del ciclocross, perché in America scommettono sui crossisti, sulle gare di ciclocross. Certo. Ecco, bisognerebbe cercare di cominciare un po' a riportare il cross ai fasti, non di una volta, ma comunque di stare al passo degli altri, perché poi quando speriamo che il cross diventerà magari disciplina olimpica invernale, noi saremo indietro come il Maco Caco, purtroppo. Però ci sarà un'evoluzione pazzesca. Ci sarà un'evoluzione perché il cross è cambiato. Diamo la linea agli Under Elite fascia 1. Esatto.
Bene, si cala il sipario con l'ultima gara, quindi fascia 1, Elite Under 23, quindi cala il sipario su Bolzano, una bella giornata, non tanto climaticamente, ma bella giornata di sport. Qua vediamo Paccagnella, vediamo anche il Corpo Forestale, insomma parlava anche Franzoi che riesce, i gruppi esercito daranno una mano secondo lui anche nel futuro. Beh, sicuramente adesso vedremo nelle prossime gare, ci sarà qualche nuovo innesto anche per il Corpo Forestale dello Stato e insomma speriamo che continuino a portare supporto a queste categorie agonistiche per il ciclocross. Vediamo, sono partiti gli Elite, gli Under 23, davanti abbiamo Tabacchi, Fruet e Thomas Paccagnella, oggi non c'è Raffaele Visinelli, quindi saranno loro tre a giocarsi la vittoria. Todaro già davanti per gli under con Smarzaro dietro ad inseguire. Fascia 1, vediamo Carmine Del Riccio già su questo rettilineo nettamente una marcia in più rispetto agli altri. E forse è colui che fa più strada degli altri, ma a parte che lui è bolzanino. Sì, è bolzanino, quindi correva anche in casa. Abbiamo visto i tre Elite che stanno facendo gara a sé, in questo caso arriva anche Todaro primo under con Smarzaro e Daniele Braitot. Per quanto riguarda Del Riccio abbiamo detto interprete di casa, ma anche Fruet è la seconda apparizione. Noi ci auguriamo di vederlo perché per me Fruet è un personaggio. Sì, Martino non farà tutto il trofeo, farà ancora qualche gara, speriamo insomma che dia il suo contributo anche lui per questo circo mediatico che è il ciclocross. Abbiamo visto Diego Rettis, fascia 1, qui abbiamo Daniele Braidot con Paccagnella, Tabacchi, Fruet e Smarzaro, insomma abbiamo 2 under 23 e 3 elite davanti. Un Paccagnella che rispetto allo scorso anno mi sembra che si sia un po' abbia abbandonato la veste alla Chiappucci che quando vedeva partiva, quest'anno lo vedo molto più riflessivo, non attacca tutte le volte che gli altri attaccano, riesce anche a stare dietro. Ed è giusto così perché il problema maggiore di Thomas è poi arrivare in forma al campionato italiano e speriamo quest'anno veramente che tenendolo un po' a freno riesca poi a fare una bella gara a gennaio, perché io sono convinta, come hai detto tu l'altra settimana, che tutti questi ragazzi credono nel loro campionato italiano. E ci mancherebbe altro, perché voglio dire, alla fine è un po' come la partita di calcio, l'Inter ha vinto contro la Juve, la davano 1-40, però succede un capitombolo e questo nel ciclocross ci sta, tanto per dire, rivalutando il fatto che abbiamo detto che Franzoi la sua stagione sarà tra mountain bike e il ciclocross, un po' al contrario di Marco Aurelio Fontana che fa il ciclocross propedeuticamente per il mountain bike, io credo che questo possa essere un manifesto per il futuro. Vabbè, quello sicuramente, il fatto di capire insomma c'è la possibilità poi di fare 2 attività a un buon livello, ecco. Thomas affronta a piedi, anche Martino Fruet, anche Thomas non è uno che gli piace tanto tenere le bici in spalla, vediamo che insomma fa prima, invece guarda Tabacchi arriva come vecchio crossista con la bici in spalla. Mi piace sempre analizzare queste cose perché proprio fanno vedere anche 2 scuole diverse ma abbiamo visto questa immagine come Tabacchi abbia preso 5-6 metri rispetto sia a Fruet che a Paccagnella. Intanto vediamo anche un Del Riccio che va via con la bicicletta in spalla, ma a parte che si fa prima, ma credo che si fatica anche molto meno. Sì, è proprio una questione di allenamento, di essere abituati a tenere in spalla, perché comunque quando si è sotto sforzo non è neanche facile essere lucidi. Questo era un bel passaggio in contropendenza tecnico. Thomas prende le reti davanti con Martino Fruet e Tabacchi, insomma sono loro 3 che si stanno giocando la gara degli Elite. Smarzaro sta facendo una piccola scivolata, Smarzaro è il primo degli Under 23 con Todaro subito a ruota che insomma fa di tutto per tenere la maglia di leader, e Cisotto terzo Under 23. Un Todaro che pare che faccia fatica, però lo trovo un ragazzo che sta giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, sta facendo vedere quello che è capace di fare. Anche questo è un messaggio positivo. Sicuramente anche lui è un ragazzo che da junior ha fatto vedere tante belle cose, quindi probabilmente diciamo che insomma il buono c'è dentro questo ragazzo. Abbiamo visto dietro a Del Riccio c'è Giuseppine e Da Rossa, e sono questi poi i 3 interpreti della fascia 1 e poi tutti gli altri a seguire. Fascia 1 abbiamo detto l'egemonia è proprio di Del Riccio, ma comunque non c'è Barberini mi pare, quindi è un po' tranquillo quest'oggi. L'ho visto abbastanza tranquillo oggi Carmine, tra l'altro ha anche una buona posizione assoluta perché insomma i numeri sono quelli che sono e diciamo che riesce già ad essere davanti anche con gli elite e gli under. Daniele Braidot che viaggia un po' indietro e appunto vediamo Del Riccio insomma che può andare anche con abbastanza calma, Diego Rettis che oggi arriverà un po' più indietro delle sue prestazioni normali. Sì, si attesta intorno alla 9
una 10ª posizione, anche Kevin Leveghi che sta facendo una gran fatica, ma Kevin Leveghi io ricordo che era un bel corridore da juniores. Sì, poi ha smesso di fare il ciclocross e ovviamente quando poi ci sono questi ritorni solo a spot non è mai facile competere con chi fa tutta la stagione. Ecco. Thomas cerca in tutte le maniere di staccare Martino Fruet, vedremo se poi ci riuscirà. Tabacchi intanto si è già staccato, quindi davanti è rimasto Pacagnella e Fruet con Smarzaro primo under 23 e Todaro dietro secondo under 23. Per quanto riguarda invece la fascia 1 abbiamo visto che le cose non sono cambiate per nulla, davanti c'è assolutamente Del Riccio, segue Del Riccio con Giuseppin, Da Rossa, Retis e Perini al momento, sono questi i primi 5. Ricordiamo che è non assoluto a questo punto Diego, cioè voglio dire, Diego lo scorso anno, anzi 2 anni fa era elite, ha fatto un passo indietro, però è non assoluto lui che è della fascia 1, è un ottimo risultato. Sì, basti pensare Del Riccio è sesto assoluto, ma il discorso è poi è un ottimo risultato sì, però bisogna anche essere un po' realisti, i numeri degli elite e degli under 23 sono bassi, quindi poi alla fine si fa anche questi ragazzi che pedalano anche abbastanza forte, fanno anche presto arrivare anche davanti proprio con chi gli parte davanti, ecco. Una maggior soddisfazione forse per loro che almeno fanno dei chilometri con quando ritornano indietro, insomma perlomeno se la sono giocata e sanno e possono raccontare qualcosa ai loro amici e ai colleghi di lavoro il giorno dopo. Insomma bella la pedalata di questo ragazzo del corpo forestale che è Braidot, e invece vediamo l'altro Braidot Daniele invece un po' più indietro. Sì, adesso abbiamo già visto, tra l'altro sta già arrivando Thomas Pacagnella, quindi ci sono già i primi doppiati e appunto vediamo anche Todaro che si conserva insomma la seconda posizione e anche Del Riccio, quindi siamo veramente vicino alla conclusione. Benissimo, abbiamo detto questo è il percorso cittadino di Bolzano, ricordiamo agli amici telespettatori e soprattutto a coloro che vogliono vedersi una bella giornata live di ciclocross proprio all'Aives, a pochi chilometri da Bolzano, per chi viene da Trento 6-7 chilometri, quindi bisogna uscire a Egna ora per raggiungere il circuito di Laives. Anche là si stanno preparando la stragrande gli organizzatori, nota positiva e si sono venuti a chiedere informazioni di cosa avrà bisogno la carovana per loro per fare bella figura. E io credo che già qua si vede già chi vuole fare le cose fatte bene. Quello sicuramente, poi la famiglia Perini insomma corre, è sul campo di gara, quindi poi il percorso di Laives è veramente molto bello perché nonostante sia pianeggiante all'interno di queste vigne, se piove, l'anno scorso abbiamo visto è stato veramente un bel percorso duro, io mi ricordo di averlo fatto anche in giornate di sole, è venuto duro comunque perché poi mettono anche delle tavole, quindi diciamo un bel percorso, ecco. Intanto vediamo qualche momento poetico del nostro regista Gianni Dal Santo che si appresta a ricevere così, con l'uccellino di Del Piero, Thomas Pacagnella. Esatto, bello Thomas grintoso che va a vincere su Martino Fruet, adesso qui abbiamo anche qualche doppiato in mezzo e andremo poi a vedere, ecco, Mirko Tabacchi è terzo e Igor, questo è Levighi doppiato e questo Perini è sempre doppiato. Andremo a vedere invece tra gli under 23 che vada a imporsi, eccolo qua, Igor Smarzaro su Fabio Alfonso Todaro che dovrebbe, se non sbaglio, conservare la maglia di leader. Terzo è Iari Cisotto, quindi Daniele Braidot, David Guzzardi e Carlo Anzolin. Dovrebbe arrivare adesso anche Carmine Del Riccio perché insomma Carmine è giunto sesto assoluto, quindi con mio marito arriva settimo dei master. Questo appunto è Todaro, secondo under 23 con Cesca subito dietro, insomma questi poi sono tutti i master dalla quinta posizione in poi. Certo che Todaro conserva la maglia. Todaro conserva la maglia, questo è Guzzardi e andremo a vedere poi Carmine Del Riccio che eccolo qui, ottimo sesto assoluto e primo nettamente della fascia 2 su Giuseppin e Cristian Da Rossa, che ha voluto indossare la maglia tricolore proprio in omaggio alla terra di Bolzano dove lo vede cittadino, lo vede residente, e quindi per replicare proprio al campionato italiano che proprio qui su un altro sito si è disputato lo scorso anno e lui ne è campione, anzi è campione in carica perché siamo ancora nell'anno solare 2012 e quindi ha voluto omaggiare col tricolore piuttosto che con la maglia di leader. È una cosa bella, ci pare giusto anche averla detta ai nostri telespettatori. E qua un Diego Retis stufissimo, però insomma bravissimo. Carmine, meglio di Villa Lagarina, oggi meno freddo, insomma così hai potuto esprimere il meglio di te. Sì, diciamo il percorso era già rodato, poi sai quando corri in casa, tra virgolette, è sempre una motivazione in più per vincere.
Igor, una bella vittoria insomma oggi, anche questo qua è un bel percorso, meno freddo di settimana scorsa, hai espresso un bel passo. Sì, beh, il tempo è sempre brutto, però è meno freddo. La gara è andata bene, anche se per l'assoluta ho perso in un giro la catena e ho perso i primi. Poi sono andato via del mio passo, è arrivata la vittoria e sono contento. Allora Todoro, ti ho visto che hai faticato oggi un po' di più del solito. Beh sì, dai, oggi ho fatto un po' più fatica del solito. Sono partito bene, diciamo, ero in seconda posizione, poi sulla strettoia là, tra i due alberi ho preso dentro l'albero, ho fatto un po' il buco a tabacchi che c'era davanti. Poi vabbè, pian piano ho stabilizzato la mia posizione, che era quella del secondo oggi. Allora Thomas, io reputo che questa sia una delle più belle vittorie di quest'anno, cioè come hai vinto oggi mi pare che sia stata una imperiale. Sì, oggi ci tenevo e qui a Bolzano ho vinto già parecchie volte proprio su questo percorso, l'ultimo anno che hanno fatto questa gara, ho vinto alla stessa maniera e ho sempre attaccato tutta la gara e in finale ho fatto la stessa strategia che ho fatto 3-4 anni fa, uno scatto a mezzo chilometro dall'arrivo e poi sono arrivato a braccia alzate. Vuoi fare un saluto a Ilenia? Sì, salutiamo l'Ilenia che è in studio sicuramente e poi volevo salutare la mia famiglia che è sempre vicino, la mia fidanzata e anche volevo dedicare questa vittoria a un mio amico che è scomparso quest'estate e so che c'è e lui è sempre presente a vedere le gare. Ben rientrati, allora Ilenia, qua mancava Visinelli, in altre parti, anche là non vogliamo affrontare questi discorsi perché non vanno, cioè, è spiacevole anche parlare perché non c'era Visinelli, tutti ce lo aspettavamo, ma evidentemente anche le distanze contano, no? Mi piacerebbe che tutti riguardassero un po' anche coloro che competono ad organizzare questi eventi e ad avere un occhio più di riguardo forse per gli atleti, piuttosto che per i premi, eccetera. Questa è una mia intuizione, ma sicuramente... Noi lanciamo sempre le esche, poi sta a chi forse è in grado di coglierle, capire il significato. Sicuramente se mancavano degli atleti non è perché erano tutti in Coppa del Mondo o agli europei. Qualcuno è mancato per la lontananza, come mancherà domenica prossima, eccetera. Non sta a noi a dirlo, l'abbiamo detto... Però la benzina costa cara, ragazzi, non è colpa nostra, ma è una realtà. Esatto, e abbiamo detto fin dall'inizio che non tutti gli elite sono dei professionisti, tanti vanno anche a lavorare, ci sono delle scelte poi anche a livello societario, quindi è tornata però la vittoria a Thomas Pacagnella e Igor Smarzaro e diciamo... Del Riccio, insomma, oggi si è riconfermato, ecco, quindi comunque insomma, hanno vinto degli altri ragazzi che se lo meritavano in questo periodo, ecco. Bene, siamo poi in chiusura. Enrico, ti vedremo a Faè, penso. Sì, sarò l'8 presente. di dicembre. No, l'8 di dicembre sono presente, anche a Silvelle sarò presente. Quindi quello è il ciclocross, è il campionato, diciamo il Giro d'Italia del ciclocross. Si vedranno un po' dappertutto queste. Adesso il 18 e 17-18 sono giù a fare le prime due prove del Giro d'Italia, poi avrò da fare Coxid, Roubaix e poi ci sarà Faè e Silvelle per appunto. Sempre nel fango. Io ti ringrazio per essere stato con noi, anzi chiediamo gentilmente a coloro che sono addentro, coloro che organizzano le immagini, spendete qualcosina di più ma fatele fare bene, che la RAI le metterebbe in onda per il bene di tutti, no? Io questo lo so, però bisogna che ci sia un bel prodotto, perché sennò alla fine diventa anche difficile, da un bel prodotto che si può creare anche il sistema. Grazie Massimo Fantin per essere stato con noi saremo alla tua conferenza stampa quando sarà il momento che tu cederai questo scettro. Sai che io sono completamente in disaccordo con te, perché per me un presidente come te, che mi fa ricordare tuo papà, perché io e Massimo, io e suo papà eravamo molto amici di tuo papà, abbiamo creato un percorso importante, quindi vedevo in lui, ma il mio figlio il prodigo qua sicuramente saprà tenerti testa e darti onore, è vero? No, guarda che è la scelta giusta. È la scelta giusta. È l'uomo giusto al posto giusto. Noi siamo contenti. Ilenia, chiudimela tu questa bella trasmissione. Noi vi ringraziamo. Di nuovo fango live, e se io di nuovo lavorare come... Ci caleremo nel fango di live. Tu non ti cali nel fango? Casomai ci caliamo noi nel fango, tu stai dentro il camper. Comunque questa non importa. È una menzogna.
Questa è una menzogna, guardate, io non è vero che vado nel camper, io vado e mi concentro, perché devo fare delle interviste a modo. Va bene. Ecco, quindi ringraziamo allora chi ci ha seguito questa sera e l'appuntamento è domenica nei campi di gara per chi c'è e giovedì per chi invece ci vuole seguire in televisione. Portatemi la panciera perché sarà sicuramente freddo. Amici di Scratch, a settimana prossima.